Eccoci, ci ritroviamo anche oggi alla nostra rubrica sulle orme del Maestro e siamo Don Paolo e Jane del Centro Diocesano Vocazioni che vi stiamo accompagnando nel commento di questi Vangeli di questa settimana per la giornata mondiale di preghiera, 60ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, domenica 30 aprile. Oggi, venerdì 28, terza settimana del tempo pasquale. All'inizio di questo incontro vogliamo invocare il dono dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Ascoltiamo il Vangelo di San Giovanni, capitolo 6, versetti 52-59. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. In questo grande discorso che stiamo ascoltando in questi Vangeli durante la settimana, viene questa domanda, la folla la fa a Gesù, se la fa a dire il vero. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Può sorgere anche a noi credenti di oggi questa domanda: come può veramente Gesù darci se stesso per poter vivere nella nostra dimensione vocazionale della vita? E mentre stiamo rispondendo alla vocazione che ognuno di noi ha e scopre e poi sceglie, nasce più volte questa o simile domanda: come può Gesù darci Lui da mangiare per avere vita? Come può aiutarci concretamente nella nostra vocazione, nell'esprimere la nostra vocazione ogni giorno, dandoci se stesso? Perché alcune volte ci sembra distante, che non sia, e ci sembra veramente alla ragione impossibile questo dono. La risposta solenne di Gesù: in verità io vi dico, se non mangiate e bevete la mia carne e il mio sangue, non avrete la vita, ci rivela e ci fa comprendere concretamente come è possibile solo nel legame profondo con Lui. È in una relazione personale intima con Gesù che è possibile per noi credere che ci sta dando Lui stesso la sua vita perché noi possiamo avere vita. Credere che è Lui presente nel pane eucaristico quando lo riceviamo ogni volta che facciamo la comunione. Il credente è reso capace di credere alla proposta buona, alla possibilità di vita piena che Gesù ci dona. Diventiamo coraggiosi nell'accogliere questo pane, nell'accogliere la nostra vita, per poter poi concretamente rispondere in modo forte alla nostra vocazione. Dice ancora il Vangelo: così anche colui che mangia me vivrà per me. Mangiando la sua carne, accogliendo il suo dono, siamo resi capaci di vivere per Lui, di poter realizzare la vocazione particolare, che sia quella sponsale, quella della vita sacerdotale, quella della vita consacrata, quella di un impegno nel laicato forte nell'annuncio del Vangelo, qualunque essa sia,
forti del fatto che Lui vive in noi e noi viviamo per Lui. Se togliamo il nostro sguardo da Lui, dal vivere per Lui, la vita vocazionale cade, va in confusione. Ecco, allora meraviglioso poliedro è la Chiesa di Gesù Cristo quando si decide per il dono di sé come fa Gesù nell'Eucaristia. E come ogni giorno concludiamo il nostro incontro con la preghiera per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, pensata appunto per quest'anno. Padre buono, datore della vita, il creato, il tempo, la storia ci parlano di te, del tuo amore e della tua passione per ognuno di noi. A te che ci hai chiamati fin dal seno materno, seminando in noi desideri grandi di felicità e di pienezza, chiediamo, manda il tuo Spirito a illuminare gli occhi del nostro cuore, perché possiamo riconoscere e valorizzare tutto il bene che hai regalato nella nostra vita. Fa che ci lasciamo attraversare dalla tua luce, perché dalla tua Chiesa si riverberino i colori della tua bellezza e ognuno di noi, rispondendo alla propria vocazione, partecipi dell'opera meravigliosa e multiforme che vuoi compiere nella storia. Te lo chiediamo in Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Ci salutiamo con il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona giornata a tutti. A domani.